Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Inaugurata circa 6 mesi fa e invasa dai lavori, la A2 del Mediterraneo, l'ex A3 Salerno-Reggio Calabria, ha cambiato di fatto solo il nome. Traffico e disagi per gli automobilisti alle prese con un'autostrada molto diversa dagli spot. Sentiamo Gianluca Pasqua. Tra Campania, Basilicata e Calabria c'è una strada dove ogni viaggio è una scoperta. È l'autostrada del Mediterraneo. Buon viaggio! Questo è lo spot commissionato dall'ANAS per presentare l'autostrada del Mediterraneo e questa invece è la realtà. E sono dei cornuti, va, scriverci. Siamo di fronte, probabilmente, ad un classico caso di pubblicità ingannevole. Ogni viaggio, a sentire Giancarlo Giannini, dovrebbe essere una scoperta, ma sarebbe meglio dire una scommessa, visto che solo per percorrere 10 km in un tratto già ammodernato si possono trascorrere 30 minuti in auto. La nuova A2 si porta dietro una pesante eredità, fatta di lavori in corso, disagi e inchieste. Oltre a quella aperta in seguito alla morte dell'operaio impegnato sul viadotto Italia, ce ne sono altre incentrate proprio sull'affidamento e la realizzazione delle opere che avrebbero dovuto consegnare ai calabresi un'autostrada da spot. E purtroppo ancora continua ad accadere in Calabria che dopo pochi giorni la stessa autostrada inaugurata giorni prima viene chiusa per lavori di manutenzione straordinaria. Non solo viene chiusa in un tratto, ma poi viene chiuso per lungo periodo in altri tratti che sono stati consegnati da poco e interessati a queste opere. Probabilmente c'è qualcosa che non andava a monte, c'è qualcosa che non fa nell'esecuzione. Il problema serio è di come vengono affidati questi lavori a ditte che dovrebbero essere specializzate per la tipologia di opere. Continuiamo a registrare che purtroppo si realizzano opere evidentemente in maniera non conforme e devo dire forse con una sottovalutazione di quella che è l'esigenza del nostro territorio, che ha bisogno invece di grandi infrastrutture, di grandi opere che consentano di muoverci con una certa rapidità. Intanto, quella che stanno vivendo gli automobilisti è un'estate da incubo. Il cocktail caldo e cantieri sta avvelenando le vacanze e viaggi di lavoro di chiunque percorra la A2. I sindaci del Savuto lamentano i ritardi nella realizzazione dei lavori di pavimentazione del tratto tra Altiglia e Cosenza Sud e hanno chiesto all'ANAS di ultimare gli interventi o, come extrema ratio, sospenderli fino a settembre. Anche il governatore Oliverio si è mosso parlando con Vittorio Armani. Io ho chiesto già ad Armani, con il quale mi sono incontrato lunedì scorso, di fare un piano dei lavori, perché le opere di manutenzione vanno fatte naturalmente, ma fare un piano di lavori che non sia la ripetizione della telenovela a cui abbiamo assistito purtroppo per 20 anni in fase di realizzazione dell'ammodernamento. La risposta di Armani è stata che rivedranno il programma e che entro 10 giorni, 15 massimo, completeranno i lavori. Ma i programmi vanno rivisti ed eventualmente, proprio perché lo stanno facendo, sbagliando naturalmente a mio parere, in questo periodo, si tratta di verificare anche un'organizzazione del lavoro H24.